I Monti delle Madonie in salita, come la strada delle protagoniste di questo derby. Bisogna dare una svolta, amici di Sportissili. Ciao da Salvo Geracci, siamo live dal Luigi Failla di Castelbuono, provincia di Palermo, e super giovane Lascari Cefalù, nona giornata del girone A di eccellenza siciliana, vuole tornare a vincere. Il Castelbuono un punto sopra la zona playout a quota 8 è in casa, qui che ha trovato gli unici 2 successi del suo campionato. Arriva il Lascari che è ultima a 5 punti. C'è stato l'addio con Giuseppe Vignieri dopo lo 0-0 contro il Piana. Oggi per il centrocampista Raffaele Palazzo è un déjà vu, perché come gli è successo ad Aspra l'anno scorso è lui a prendere in gestione la squadra, dunque farà l'allenatore giocatore. L'anno scorso fu retrocessione, vedremo come andrà a finire. Le due formazioni, la super giovane in maglia e pantaloncini neri con il 4-3-1-2 di Marco Vittorietti, Campodonico in porta, in difesa da destra verso sinistra Mazzola, Manè, Penisi e Mendia, a centrocampo Orosco, Marrone e Cabrera, Prestiani dietro le uniche 2 punte, Ronde e Maltese. A disposizione in panchina Cicero per la porta e le preparatorie dei portieri, perché man mano è assente poi Iker Gonzalez, Presti Giovanni, Camarà, Genovese, Sidico, Cotugno, Pappalardo e Billetta. Dall'altro lato risponde il Lascari Cefalù con un 4-3-3, anche se è da capire bene lo schieramento, perché abbiamo 4 attaccanti che partiranno dal primo minuto. Crisafulli in porta, Arena, Macaluso, Morana e Varvarà in difesa, Fazio, Palazzo e Corda, centrocampo, Ferdinando Maniscalchi, Lorenzoni e Gambino in attacco. A disposizione in panchina Ferrari per la porta, poi Gatta, Enrico Maniscalchi, Mineo, Piraino, Priola, Ventura, Cangelosi e Monaco. L'arbitro della partita è Marco Lapaglia di Enna, assistito da Stefano Priolo ed Elena Serra di Catania. Elena Sedda, pardon. Tutto pronto per il calcio d'inizio. Inizia adesso. Super giovane Lascari, tutti comodi, con il Failla che si sta pian piano riempendo, sia nel settore più popolato, quello della curva, ovvero attualmente dietro la porta di Campodonico della super giovane Castelbuono, e nella gradinata praticamente sotto di noi. Lorenzoni di testa dietro per Arena, ma la riprende la super giovane Castelbuono con il lancio di Pennisi. L'aggancio di Prestiani si trova però in posizione di fuorigioco, lui che oggi torna titolare dopo quasi un mese. L'ultima volta contro l'Oratorio Marineo, proprio qui al Failla, era il 13 ottobre. Settimana scorsa è subentrato a Sciacca dopo 2 partite in cui è stato fuori. Super giovane che ha perso 2-0 la partita del Gurrera. Invece, come dicevamo, il Lascari è reduce dal pareggio in casa contro il San Giorgio Piana, formando una delle sorprese di questo campionato. Lascari che oggi inizia un nuovo corso sotto la gestione di Raffaele Palazzo. La rimessa laterale battuta ora con il pallone ripreso subito dalla super giovane Castelbuono, finisce fuori. Allora tutto nella gestione di Fabian Mendia, sempre titolare da quando è arrivato dalla Spagna, lui che è boliviano, classe 2000. Ancora il lancio lungo di Mendia a cercare
Ginel Rondé, ma niente da fare. Lancio lungo di Mazzola, non viene capito dai compagni, pallone sul fondo, si riparte da Crisafulli. Oggi si sfidano due delle tre peggiori difese di questo girone A di eccellenza siciliana. Entrambe hanno preso 16 gol in 8 giornate, sia Supergiovane che Lascari assieme alle Casteldaccia. La girata di Maltese, avanti calcia poi l'ex Ragusa, subito fermato. Continua a rimanere in proiezione offensiva la Supergiovane Castelbuono, il passaggio al limite, poi il tiro provato da Rondi. Anche in questo caso c'è stato un muro da parte dei giocatori delle Lascari Cefalù. Qui c'è il fallo e punizione per la squadra di Palazzo. È proprio lui a battere la punizione. Si stanno giocando ovviamente anche le altre partite del programma di questa nona giornata di campionato. Tutto è iniziato ieri con lo 0-0 nell'anticipo tra Parmonval e Partinica Audace. Questo pomeriggio Folgore Castelvetrano gela con la Folgore in vantaggio grazie al gol di Bertoglio. C'è anche il vantaggio dell'Accademia Trapani contro il Casteldaccia grazie al gol di Campanella. Poco fa il gol dell'Athletic Palermo contro il Castellammare con Micoli. Tutte e tre le partite sono sull'1-0. Ancora da sbloccare invece San Vito Capo Marsala, San Giorgio Piana, Don Carlo Misilmeri, Oratorio Marineo, Unitas Sciacca, oltre a Supergiovane Castelbuono Lascari Cefalù. Il tiro dalla distanza centrale di Thomas Prestianni. La presa di Crisafulli, prima occasione della partita, anche se non pericolosissima. Primo sussulto verso la porta del Lascari Cefalù. Questo qui è uno dei derby delle Madonie tra i più sentiti, perché non è l'unico a esistere nella storia del calcio siciliano. È l'ottava volta che si affrontano nella storia queste due squadre con un solo successo della Supergiovane, 2 pareggi e 4 vittorie del Lascari, l'ultima ai calci di rigore, ai 16esimi di ritorno della Coppa di categoria. Proprio quest'anno era l'8 settembre. Lascari che poi fu eliminato dalla Don Carlo Misilmeri agli ottavi. Punizione però per il Lascari, la battuta c'è corda. Con il mancino si potrebbe allargare da arena, infatti è abbastanza solo lungo la fascia di destra. Parte corda, in mezzo di testa allontana la Supergiovane Castelbuono con Orosco. E tutto torna da Capitan Pennisi, che deve stare attento perché c'è la pressione di Fazio. E pallone buttato in fallo laterale. Dicevamo dei precedenti di questa sfida, Supergiovane che non batte il Lascari dal 6 novembre del 2022. Vittoria per 2-0, era il girone B di promozione, stagione 22-23. Trattenuta su Mané di Ferdinando Maniscalchi. Chiede un po' di calma l'arbitro, anche perché siamo soltanto all'8° minuto e non vale la pena. Punizione, si tocca però il viso Manuel Mané, cresciuto nelle giovanili del Porto.
Si gira tutto nella zona di Mendia, il pallone proposto verso Crisafulli, c'è stato un fallo in attacco di Prestianni nel momento in cui Crisafulli ha cercato di trattenere il pallone, ci è riuscito, ma con l'avversario addosso. Pennisi di testa regala tutto però all'Ascari Cefalù, la chiusura di Cabrera, classe 2005 molto interessante. Ancora Marc Cabrera che conduce palla e la larga nella zona di Fabian Mendia. Mané, Marrone, il metronomo della super giovane è tornato quest'estate dopo il salto in eccellenza con la maglia dell'ACI Sant'Antonio. Ancora una volta servito da Cabrera, qui un po' temporeggia con la palla tra i piedi, adesso Pennisi. Colpo di testa a chiudere, pallone non salvato da Ferdinando Maniscalchi, allora rimessa laterale per la super giovane Castelbuono che ha iniziato discretamente la propria partita, si cerca la profondità di Ginel Rondé. Leggermente troppo lungo questo pallone. Controllato da Lorenzo Crisafulli. Portiere che Palazzo l'ha avuto anche l'anno scorso all'Aspra, solo che ha fatto per lo più panchina, invece quest'anno è titolare all'Ascari Cefalù. Palazzo sbaglia, pallone recuperato dalla super giovane con il tiro respinto a Cabrera. Qui c'è un fallo abbastanza evidente di Morana. Punizione per la super giovane. Palazzo dalle indicazioni suoi. In due sul punto di battuta per la super giovane, in due anche in barriera, sistemati da Crisafulli. Sono Corda e Varvarà. Arbitro va a parlare con Maltese, soprattutto con il suo pressatore in area. Arena, pallone in mezzo, primo palo, Crisafulli in angolo. Chance, anche se non era praticamente un tiro, però il pallone è stato insidioso. E calcio d'angolo. L'altezza del primo palo. Angolo per la super giovane Castelbuono. Si chiama lo schema Mucchio in area, pallone alto, colpo di testa centrale di Mazzola, praticamente solo, poi intervento su Crisafulli nel momento in cui il Lascari stava rimettendo il gioco, il pallone. Sponda Mané anticipato da Arena, è fuori. Poi Mané vuole il pallone con la forza e si scontra con il terzino del Lascari. Si scaldano gli animi. Pennisi chiede di far allontanare gli avversari. Adesso vanno a dialogo Fazio, lato Lascari, Marrone, lato super giovane, anche se Pennisi continua a parlare. E infatti è proprio lui a essere chiamato dall'arbitro adesso con Fazio. Cabrera aveva chiesto il cartellino giallo all'assistente Sedda di Catania. O abbassate
Non possiamo continuare. Queste le parole dell'arbitro ai due giocatori che vengono graziati. Nessun cartellino giallo. Cabrera, show del boliviano. Si prende la rimessa laterale. Parlavamo dell'assenza di Mario Mammano, il portiere della Super Giovane Castelbuono. Anche se da un po' che fa panchina, sono tornati invece oggi Sidico e Pappalardo a disposizione. Verosimilmente nel secondo tempo per Vittorietti. Lato Lascari invece oggi sono tornati a disposizione Fazio e Piraino, invece è assente Sisse, oltre che a Sid Melendez, Miraglia, Bonaccorso, Portera e Punzi. Da più tempo assente invece lato super giovane Gentile. Pallone che passa sotto le gambe di Morana, ancora gestito dalla super giovane Castelbuono. Cabrera al limite dell'area, non sa come liberarsi dagli avversari, è anche sfortunato per qualche rimpallo di troppo. Avanti Lorenzoni, quel freno a mano tirato, poi l'intervento di Prestiani verso Ferdinando Maniscalchi. Punizione per il Lascari, battuta immediatamente da Morana. Mane libera tutto, Cabrera lancia lungo a cercare Ronde, quello con Palazzo. Ronde guarda l'area, c'è l'inserimento di Orozco, si accentra Ronde, passaggio per Cabrera, si allarga a sinistra Mendia, il cross in mezzo, colpo di testa debole di Maltese, finisce fuori. Tentativo della classe 2004, altro pallone recuperato dalla super giovane Prestiani, morbido verso Ronde, serie di rimpalli, Prestiani ricicla tutto per Orozco. Mendia dietro con più calma da Manuel Mané. Marrone arriva in pressione Principe Lorenzoni, l'attaccante su cui fa affidamento il Lascari Cefalù. Cabrera morbido da Mendia, controllo, sterzata, avanti ancora il boliviano, va su Marrone, cross in mezzo un po' largo, di testa a liberare il Lascari con Varvarà, spazio in alto, possesso rimane però della squadra di Vittorietti, l'allenatore più giovane d'Italia a guidare una prima squadra. Diciassettesimo, 0-0, un paio di palloni diretti verso la porta per la super giovane. Aspetta il momento giusto e Lascari. Pennisi, Marrone nuovamente da Tancredi. Pennisi supera un avversario con fortuna, poi deve fronteggiare Fazio e lo stesso Pennisi a commettere fallo, punizione per il Lascari Cefalù. Pallone lungo la fascia, troppo lungo. Allora si riparte da Lautaro Campodonico. Dicevamo del periodo di panchina, l'ultimo di Mammano, proprio per mano dell'argentino classe 2005. Arrivato dalla Spagna, mentre dentro la panchina delle Lascari qualche problema.
qualche protesta. Tutto risolto. Pennisi libera Ronde, deve attendere la discesa del pallone, c'è il suo colpo di testa verso Orozco, pallone fuori, Lascari si difende. Proteste da parte della panchina del Lascari. Il pallone era stato allontanato prima della battuta, adesso si può andare. Cabrera, finta su Corda, pallone ricevuto da Orozco, finisce giù, norma del vantaggio si continua. Marrone fermato immediatamente da Gaetano Corda, che allarga da Ferdinando Maniscalchi, incontra Mendia, riparte dai compagni. Mané, abbastanza libero Orozco, pallone per Prestiani, sguardo verso la porta, calcia Prestiani, pallone largo fuori. Altra chance per Thomas Prestiani, il più pericoloso al momento della partita e di conseguenza della super giovane Castelbuono. Si muove il Lascari, pallone largo per Corda, troppo lungo, la prende Campodonico. Pennisi, Cabrera, pallone corto per Ronde, poi si va ad allontanare verso la zona d'attacco. Il recupero di Palazzo fa rimbalzare il pallone su Orozco, è rimessa laterale. Fallo su Lorenzoni, calcio di punizione per il Lascari che guadagna metri. La batte Palazzo. Corda, c'è fuori gioco al momento del cross da parte di Varvara. Si è alzata la bandierina dell'assistente. Pennisi, lancio profondo verso Maltese che non capisce i tempi da parte del compagno. Subito attaccato Morana, e lui a fare il play. Palazzo fa il centrale anche per dirigere meglio la squadra nel suo complesso. Niente da fare qui per Arena, ha rimesso laterale per la super giovane Castelbuono. Cabrera si muove un po' dove vuole. Mané si ferma, preferisce andare verso destra, poi cambia nuovamente idea per affidarsi a Marrone. Pallone profondo, Palazzo
lamenta un colpo Cabrera, si toccava il naso, poi l'alzata di Prestiani, Maltese non guarda più il pallone, non lo vede più, il Lascari lo allontana, c'è Marrone, stava allargando verso Mendia che poi ha perso l'equilibrio, riparte il Lascari con più spazio, Arena, pallone profondo, chiuso il fallo laterale da Pennisi, è finito il primo tempo a Castelvetrano, la Folgore avanti 1-0 sul Gela. Sì, perché la partita di Castelbuono, questa qui, ovviamente, quella di Marineo, sono iniziate alle ore 15, il resto alle ore 14:30. Gira male Lorenzoni, regala la rimessa alla super giovane. Mané. Aggira Lorenzoni. Porta palla a lui. Orosco. Maltesi sempre spalla alla porta del pallone, arriva a Prestiani. Se lo stava allungando con il tacco, poi ha trovato gli avversari. Fallo qui di Mendia su Ferdinando Maniscalchi. Punizione Lascari già battuta con la gestione dell'ex Athletic Palermo quando si chiamava Resultana San Lorenzo. Non è al limite con il controllo di Fazio che poi ha lisciato il tiro. Preferito fare da solo. Scivolata di Morana abbastanza in ritardo. Su Cabrera c'è il cartellino giallo. Prima monito della partita, Morana. Poco fa toccava a Freddy e era giallo perché era placcaggio. Anche quello di prima. Punizione per la super giovane Castelbuono. Se lo dico io lo puoi credere, non era lo stesso fatto. Il lancio di Mané di prima Prestiani giù per colpa di Arena. Arena in anticipo su Prestiani, la riprende Ferdinando Maniscalchi. Verso il centro del campo da Morana. Pallone per Fazio che si gira, tornato dall'infortunio. È stato un piccolo stop che l'ha tenuto fuori un paio di settimane. Lorenzoni in fuorigioco. Secondo la terna arbitrale. Di testa Varvarà, chiude in fallo laterale. Morana, praticamente una pallonata addosso a Orosco. Se la cava però l'ex Canicati qui subisce fallo. Si va a prendere un altro calcio di punizione. Avrà il giallo addosso per praticamente più di 60 minuti per il fallo di poco fa. Corda in verticale Lorenzoni, stavolta la posizione regolare. Ha provato a fermarlo il Castelbuono, poi il tiro di Arena ribattuto. Lascari che guadagna metri. Arena batte la rimessa. Ferdinando Maniscalchi prova ad alzarsela, non riesce però la sua intenzione. Marrone di prima verso Prestiani, ce la fa toccarla ma trova Maltese, suo compagno, non c'è nessun fallo secondo l'arbitro. Si lamenta il fallo da parte di Morana, che ricordiamo è stato ammonito prima. Basta, basta! Giocatore che non è per niente nuovo a situazioni del genere.
È nostra, Ma l'ha presa lui, l'ha presa! Lo scontro adesso fa manovrare il pallone alla super giovane Castelbuono. Cabrera, Prestiani, limite, l'alzata su Palazzo, pallone che capita Ronde, lo spazza via Macaluso. C'è il fischio dell'arbitro, c'è stato fallo. Hanno provato a giocare veloce Thomas Prestiani e Marc Cabrera. Di testa Pennisi, anche Fazio. Lorenzoni allarga per Ferdinando Maniscalchi, doppio passo, cross in mezzo deviato da Mendia, di testa Mané, la girata di Cabrera, Maltese aspetta i palloni profondi, prima li scarica, poi il pallone per Cabrera, avanti, davanti la porta, Palazzo, fallo sì, e c'è il cartellino rosso per Raffaele Palazzo, clamoroso, con il Lascari in 10 l'espulsione di Raffaele Palazzo al debutto da allenatore giocatore con i giallorossi, il fallo da ultimo uomo su Marc Cabrera che stava andando a tu per tu con Crisafulli. La decisione di La Paia di Enna con il cartellino rosso per Palazzo che non ci crede, chiede spiegazioni. Palazzo adesso indica all'arbitro che Mendia ha richiesto giustizia con il nervosismo, viene calmato il terzino della super giovane da Pennisi, abbandona il campo. Raffaele Palazzo non inizia nella migliore dei modi questa sua nuova avventura e adesso sarà molto più complicato gestire la squadra. Di solito qui a Castelbuono i giocatori espulsi guardano la partita dall'uscio della porta che conduce poi ai spogliatoi attraverso le scale. Palazzo si va a sistemare in quella zona. Ok, posizione più consona, va a mettersi dietro le grate che praticamente sono connesse con le due panchine. E allora punizione dal limite per la super giovane Castelbuono. Alla battuta Marc Cabrera, 5 in barriera. Cabrera verso la porta! Il gol! Il primo in Italia per Marc Cabrera, il classe 2005. Sblocca la partita, la sblocca la super giovane, 1-0. Tutti ad abbracciare questo momento che aspettava da tanto, il gol di Marc Cabrera, che si va a prendere gli abbracci dei compagni dopo aver praticamente fatto espellere l'avversario su punizione. Il gol dell'1-0. Il colpo di Cabrera che incita la propria gente. Gli applausi del Failla per il gol di Marc Cabrera, 1-0. Questa è una buona notizia per la super giovane in generale, perché non segnava da 3 partite. Ultimo gol proprio qui al Failla contro il Marineo il 13 ottobre. Cross in profondità, pallone per Prestiani, stava andando al tiro al volo. È stato decisivo Arena. C'è stato il colpo
con il petto verso il pallone del trequartista della Super Giovane. Decisivo Arena. Adesso per il Lascari si fa difficile ancora di più. Arena, cross passo in mezzo, Pennisi di testa, in ginocchio. La riprende Ferdinando Maniscalchi, riparte da dietro, quasi trattenuto da Prestiani, altro cross, ancora Pennisi. Maltese per Cabrera, niente da fare qui, poi Morana sfonda, si prende il fallo. Opportunità sprecata per il Lascari, qui un giocatore a terra, ci finisce anche Rondi. L'arbitro va ad ammonire Fazio, è il secondo giallo della partita, dopo quello a Morana. Adesso l'arbitro va a parlare con l'allenatore in seconda della Lascari Cefalù, che è colui a stare in piedi nei pressi della panchina giallorossa. Gambino la regala a Mané. Porta indisturbato palla, ma all'indietro. Adesso Pennisi. Lancio profondo, non è la prima volta che opta per questa soluzione, esce Crisafolli. Calma! Arena. Morana, nessun fallo assolutamente qui, con Cabrera a murare il lancio lungo del centrocampista del Lascari, che rimane a terra. Si ferma un attimo il gioco per capire le condizioni di Morana, che ha avuto uno stop di 3 partite, poi è tornato a pieno regime a disposizione prima di Vinieri, adesso di Palazzo. Giù Maltese, nessun fallo, semplice rimessa laterale per il Lascari Cefalù. Ferdinando Maniscalchi sullo stretto, si gira il pallone, Prestiani lo recupera per la Super Giovane fino in fondo, pressato, prova il cross, l'ultimo tocco però è il suo. Rimessa dal fondo per Lorenzo Crisafolli. Praticamente un lampo, quello di Cabrera su punizione, la prima vera chance della partita, anche se Crisafolli era stato impegnato sul primo palo sugli sviluppi di un altro calcio di punizione. Lancio lungo di Marrone verso Ronde, di testa Fazio. Ronde poi prova a recuperare, c'è il fallo da parte sua su Varvara. La punizione per il Lascari. Di testa Lorenzoni, non trova Gambino. E si va da Campodonico. Mané. Pennisi conduce palla. Poi Cabrera non la gancia bene.
Morana si lamenta, subisce fallo, stavolta ha ragione. Qualche parola dell'arbitro ai giocatori in campo. La battuta della punizione, Ferdinando Maniscalchi. Alla fine è confermato il 4-3 per il Lascari Cefalù, almeno dal primo minuto. È ovvio che è cambiato qualcosa dopo l'espulsione di Palazzo. Fallo su Arena. Attenzione al lancio lungo, molto buono, scavalcato Campodonico di testa, Lorenzoni, Pennisi. Poco dopo la linea di porta. Occasione Lascari. Un segnale è arrivato, Cabrera. Passaggio con un po' di sporcatura, arriva Crisafolli. Marrone, si continua a giocare. Maltese qui in fuorigioco. Mentre Marrone si rialza in questo momento. L'arbitro ha fatto continuare l'azione. Il mediano lo fa corda adesso nelle Lascari. È un 4-2-3, un 4-3-2 praticamente. Corda che gestisce assieme a Morana. Fazio si abbassa un po'. Il passaggio di Prestiani per Cabrera, fermato da Macaluso. Arriva anche Ronde, che praticamente la rimette in gioco, la riprende la super giovane Prestiani a giro fuori, con diversi giocatori che almeno un colpo l'hanno subito. Super giovane che ha sfiorato il raddoppio con Prestiani, che si conferma abbastanza pericoloso. C'è il pareggio del Casteldaccia a Trapani contro l'Accademia. Accademia Trapani 1, Casteldaccia 1, ha segnato Sferruzza. Fallo no su Lorenzoni. Pennisi ha aspettato qualche secondo, ma può giocare. Mendia. Lo insegue Ferdinando Maniscalchi, che poi mette il piede e non lo ferma. Cabrera dietro per Mazzola. Si continua a giocare, anche se c'è un giocatore a terra. Ronde e Orosco non si capiscono. Pallone buttato in fallo laterale. Cabrera era finito giù, si rialza adesso. Zoppica un po' per capire le sue condizioni nei prossimi secondi. Invece si è ripreso alla grande, sembra essere così. Altro giocatore della Super Giovane a terra, ovvero Mazzola. Lui che all'inizio di questa stagione ha avuto una parentesi alla Sanremese, squadra di Serie D, poi è tornato qui a Castelbuono alla Super Giovane.
squadra con cui ha giocato anche l'anno scorso. Vieni fuori, Ferdi, vieni fuori, Oggi fa il terzino destro, nonostante lui sia un centrale. Punizione per la squadra di Vittorietti. Orosco va lui in mezzo, pallone allontanato, ripreso dal Lascari, anche se viene buttato in una zona abbastanza pericolosa. Orosco cade al limite, c'è fallo, c'è anche l'arbitro. Che discute con Corda, nessun cartellino estratto. E sarà calcio di punizione per la super giovane. Sul punto di battuta ci sono Orosco col mancino, Cabrera con il destro, leggermente più lontano verso sinistra Pennisi. Voi non li vedete perché c'è esattamente il palo che copre la visuale. Super giovane che vuole riprovarci. Parte Orosco, il tiro con Crisafulli in angolo. Stavolta c'è stata la deviazione. C'è stato l'intervento del portiere. Allora, opportunità dalla bandierina per la super giovane. Batte Cabrera. Da indicazioni suoi, Crisafulli chiama lo schema AX, fa la X con le braccia Cabrera. Schema con battuta corta. Cabrera si accentra, il destro verso il primo palo murato da Fazio. Apertura verso Lorenzoni, Lascari in contropiede quasi, pallone allargato per Ferdinando Maniscalchi. Entra in area, doppio passo, Maniscalchi fino in fondo! Il cross in mezzo con Lorenzoni che reclama un fallo da calcio di rigore, non c'è nulla secondo l'arbitro, ha sfiorato il pallone con il colpo di testa. 2 di recupero per questo primo tempo. Squadre larghe, soprattutto dopo questo contropiede del Lascari Cefalù. Ferdinando Maniscalchi perde l'equilibrio, avanza Mendia, si prende il calcio di punizione, il fallo da parte di Corda. Lorenzoni si era infilato per pochissimo nella presa di testa poco fa. Battuta già la punizione, Marrone. Mazzola largo per Orosco, Cabrera. Verso il centro, Ronde, dietro Marrone per Mazzola, adesso Pennisi. Si sgancia Prestiani. Pallone profondo, Ronde in area, un po' spalla alla porta, allarga per Orosco. Il cross in mezzo con il mancino, di testa allontana Macaluso, Marrone la prende praticamente in faccia. La riprende il Lascari. La liscia Pennisi, interviene Mazzola, la riprende Marrone. Cabrera si guarda un po' intorno. Stoppa il gioco. Incontra Morana. È sempre della super giovane il possesso, Marrone allarga. Mendia. Non va il cross. Il servizio corto di Mané. Infatti la riprende Ferdinando Maniscalchi che subisce fallo da Mendia. Spreca un po' questo jolly di essere graziato Fabian Mendia. Le raccomandazioni dell'arbitro a Maltese. Punizione che viene già battuta. Ha pareggiato il Gela a Castelvetrano, 1-1 tra Folgore e Gela, ha segnato Caronia, qui finisce il primo tempo tra Supergiovane Castelbuono e Lascari Cefalù. Il gol di Cabrera su calcio di punizione sta decidendo la partita. Non molti minuti fa l'occasione per il Lascari Cefalù con il cross in mezzo di Ferdinando Maniscalchi, Lorenzoni. Per poco
non l'ha colpita, verso la porta. Noi ci prendiamo una pausa, poi torniamo sempre qui live dal Failla per la ripresa. No, Messi. La squadra ha fatto mezz'ora veramente importante nel primo tempo, come devo dire ultimamente ci sta capitando spesso. Non siamo riusciti a trovare gol, ma poi diciamo, durante la pausa del primo tempo ho detto alla squadra di mantenere la calma, continuare a giocare e poi lo sappiamo, il calcio è fatto di episodi. Nel primo tempo non siamo andati al nostro favore, nel secondo tempo sì, abbiamo ottenuto una vittoria importante contro un'importantissima squadra che quest'anno ancora non aveva perso, quindi grandissima prova di maturità da parte di tutto il gruppo, veramente sono soddisfatto e sono contento del lavoro che stanno facendo i ragazzi. Il Cus lo conoscevamo, è una squadra molto tecnica che se gli lasci spazio e tempo sa giocare, però diciamo, l'abbiamo preparata in un certo modo, soprattutto nel primo tempo siamo stati bravi proprio a non farli giocare, poi nel secondo tempo abbiamo sfruttato un pochettino la profondità che dopo il vantaggio potevamo sfruttare, abbiamo gli uomini per poterlo fare, quindi siamo stati bravi. La rosa a disposizione mi consente di poter giocare in diversi modi. Nelle ultime partite abbiamo trovato un buon equilibrio in questo modo, però la squadra si può esprimere benissimo al 4-3-3, si può esprimere benissimo con quest'altro modulo. Poi alla fine non sono i numeri che contano nel calcio, ma poi sono i principi, e noi i principi che sviluppiamo, a prescindere dal modo di partenza, non cambiano. Quindi devo dire, bravi ragazzi che si sanno sempre adattare alle varie situazioni. Noi dobbiamo solamente pensare al nostro e fare il nostro dovere. Oggi era una partita importantissima, seconda contro terza in casa nostra, l'obiettivo era vincere, ci siamo riusciti e quindi andiamo avanti per la nostra strada. Verificheremo, ha preso una botta ma già veniva dalla settimana scorsa, diciamo, con un piccolo problemino, speriamo non sia nulla di grave perché sarebbe il colmo aggiungere un altro giocatore al roster di giocatori che abbiamo già fuori, ma se il risultato è questo, chi va in campo fa bene, quindi non ho nulla da temere. Ecco. Siamo partiti benissimo, li abbiamo messi sotto, non c'è stata quasi mai partita, poi fortunatamente l'ho sbloccata dopo un bel po' di tempo, non segnavo da tanto. Fortunatamente l'ho sbloccata e poi avete visto tutti quando dalla partita 4-0 che non ammette repliche. Nei primi 20 minuti abbiamo fatto la partita noi non abbiamo mai rischiato, poi loro sono venuti fuori, però non sono mai stati pericolosi, quindi poi, ripeto, sbloccandola siamo stati bravi poi a fare anche altri gol. Capolista per la notte sì, speriamo domani che il Valderice ci fa un bel regalo, però ancora il campionato è lungo e si vedrà, i conti si fanno alla fine. Il gol a chi lo dedico? Lo dedico ai compagni di squadra, alla società, ai compagni di squadra, ai ragazzi infortunati pure che stanno soffrendo, che sono qua pure. E appena rientrano saremo ancora più forti, quindi lo dedico un po' a tutti, società, giocatori, chi non gioca e anche a me stesso. Veniamo da una partita bella tosta di Castellammare del Golfo, e dove questi ragazzi fino all'ultimo hanno tentato sempre di far gol, e ci poteva stare che subentrasse un po' di stanchezza, però hanno sempre cercato di passare in vantaggio. Abbiamo trovato una squadra che si è difesa anche abbastanza bene, forse abbiamo spiegato un po' nella prima parte, nei primi 25-30 minuti, tante palle gol. Non so se perché dalla mia panchina se c'era qualche fallo da rigore, non lo so, questo lo lasciamo dire a voi o a te che se stavi riprendendo la partita, se c'era stato qualche contatto o meno. Però sono orgoglioso di questi ragazzi perché ancora una volta hanno cercato fino all'ultimo di portare un risultato positivo, e nel finale abbiamo rischiato grosso su una ripartenza loro dove meno male che non hanno trovato la porta e hanno tirato leggermente fuori dalla porta. Un campo abbastanza ostico,
con una squadra che è stata costruita pure per qualcosa di più importante, perché tra quelle insieme al Gela, Atletico Palermo, lo stesso Sciacca, una squadra che è stata costruita per stare nei piani alti, per cui andremo in un campo difficile, però abbiamo 4 giorni per riprenderci, riposare, rimetterci a posto e andarci a giocare la nostra partita come abbiamo sempre fatto in ogni campo.
È iniziato il secondo tempo di Super Giovane Castelbuono. Lascari Cefalù 1-0. Sta decidendo la punizione di Marc Cabrera al 31esimo, 2 minuti prima l'espulsione di Raffaele Palazzo, allenatore e giocatore delle Lascari Cefalù. Situazione molto complicata nella casa giallorossa. Occhio al colpo con la mano, calcio di rigore per il Lascari Cefalù, che si guadagna così l'opportunità di pareggiare in avvio di ripresa. Il calcio di rigore per il Lascari Cefalù. Alla battuta il capitano Giuseppe Fazio. Tra poco tutte le recap delle formazioni. Prima seguiamo questo importantissimo calcio di rigore per gli ospiti. Fazio alto! Il Lascari aveva un'opportunità, l'ha fallita su calcio di rigore con il proprio capitano al rientro dall'infortunio. Fazio sbaglia praticamente l'1-1. Naufragio totale per gli ospiti. Avanti la super giovane Prestiani, profondo verso Maltese, un po' lungo. E allora super giovane Castelbuono in maglia nera, 4-3-1-2, Campodonico in porta. Non c'è stato nessun cambio nel corso dell'intervallo da una e dall'altra parte Mazzola, Manè, Pennisi, Mendia in difesa, Orosco, Marrone, Cabrera a centrocampo. Qui Crisafulli rischia con il pressing di Ronde che compone l'attacco con Maltese. Dietro di loro c'è Prestiani sulla tre quarti. Lascari che ha risposto inizialmente con il 4-3-3, Crisafulli in porta, Arena, Macaluso, Palazzo prima dell'espulsione e Varvarà appunto sulla linea difensiva. A centrocampo Fazio, Morana e Corda, in attacco Ferdinando Maniscalchi, Lorenzoni e Gambino. Partita questa molto nervosa per quanto riguarda le due panchine. Super giovane che ha a disposizione Cicero per la porta, che è il preparatore, poi Iker Gonzalez, Presti Giovanni, Camarà, Genovese, Sidico, Cotugno, Pappalardo e Billetta. Lascari che invece ha fatto sedere in panchina Ferreri per la porta, poi Gatta, Enrico Maniscalchi, Mineo, Piraino, Priola, Ventura, Cangelosi e Monaco. L'arbitro è Marco Lapaglia della sezione di Enna, assistito da Stefano Priolo ed Elena Sedda, entrambi di Catania. Vacci! Varvarà. Profondo. Pallone in fallo laterale. Siamo calmi, Peppe! Siamo Manè ha rischiato grosso la super giovane poco fa con il calcio di rigore sbagliato da Fazio. Lancio lungo di Corda. Gambino
a puntare gli avversari, provato un pallone verso il secondo palo, deviato. Fazio in anticipo su Rondé, ma Orozco lancia il nazionale di Bonaire in posizione di fuorigioco. Sbrigatevi! Forza! La punizione quella! Non c'è la distanza! Vai per il fenomeno, No! Tu sei solo dilettato! Lancio lungo. Gambino. Pallone proposto verso il centro, bloccato da Orozco. Ancora Gambino. Provato contatto un po' più solido Orozco. E nuova rimessa per il Lascari. Cross in mezzo di Gambino, non c'è praticamente nessuno. La presa di Campodonico. Mané. Lungo di testa Rondé. L'ha presa con la faccia male. Infatti si è fatto male per l'appunto. Poi il pallone per Maltese in profondità, tutto sul portiere. Ferdinando Maniscalchi sale corda alle sue spalle. Cross basso, e questo che ne esce al termine della sua salita. Pallone per Campodonico. Primi riscaldamenti a bordo campo, da una parte e dall'altra. Lato Lascari potrebbe esserci l'ingresso di Luca Monaco. E anche di Enrico Maniscalchi in difesa. Cabrera, tutto regolare, va al tiro. Poi l'arbitro fischia il fallo. C'era stata la respinta di Crisafulli. Di testa Mazzola. Orozco, Marrone, Cabrera. Chiede palo Orozco, lungo la fascia di destra, va avanti, invece palla al piede Mané, che gira dall'altro lato. Mendia. Avanza la super giovane con Cabrera, che attende il pallone sulla tre quarti. Si continua a lottare, il fallo di Mendia, calcio di punizione. Di testa Lorenzoni verso corda, Mané ci mette il fisico per proteggere il pallone. Prova la finta corda, in anticipo la super giovane in mezzo al campo. Pallone profondo, posizione regolare per Rondé, va fino in fondo. Rondé, secondo palo fuori. Chance per il raddoppio da parte di Ginel Rondé. Che ha fatto un po' la storia dell'eccellenza siciliana, dato che gioca con la nazionale di Bonaire, una delle isole dei Caraibi. Il capocannoniere della super giovane con 3 gol. L'anticipo di Mazzola. Sale intanto Orozco. Mazzola preferisce
andare da solo. Fazio ruba senza fallo, poi c'è l'intervento dell'arbitro, c'è la munizione per Mazzola, primo giallo dato super giovane, e c'è il primo cambio della partita, e infatti è proprio Monaco ad entrare. Mossa offensiva del Lascari, esce Lorenzoni, lui ha avuto una chance importante con un colpo di testa sfiorato nella finale di primo tempo, dunque fuori Lorenzoni, entra Monaco. Cresciuto nel settore giovanile della Cefaledium dall'estate del 2021 con la maglia del Lascari Cefalù. Monaco, primo colpo di testa, il primo colpo della sua partita, pallone portato fuori. Cabrera contro lo stesso Monaco, il pallone torna dietro, lo gestisce Mané, lo regala però a Morana. Arena di prima, non c'è l'aggancio di corda, allora lancio lungo di Mané. Rondé ferma il pallone, poi Fazio ferma l'avversario, fermato a sua volta da Orozco, ammonito. Adesso sono 2 i gialli per parte. A quello di Mazzola si è aggiunto quello di Orozco. Nel primo tempo lato Lascari sono stati ammoniti Fazio e Morana. Lascari, lo ricordiamo, che è in 10 dal 29esimo per l'espulsione di Palazzo, che sta seguendo la partita oltre le grate all'esterno nei pressi della panchina delle Lascari. Si prende la deviazione qui Antonino Varvarà ed è rimessa lunga. Monaco lamenta una trattenuta in aria, non c'è nulla secondo l'arbitro. Qui c'è il fallo su Orozco. E si va con il primo cambio per la super giovane Castelbuono, con l'ingresso di Billetta. Oggi alla prima panchina dopo 5 partite consecutive da titolare. È un doppio cambio. Esce Orozco. Entra Iker Gonzalez, è uscito Maltese, è entrato Billetta. Questi 2 cambi della super giovane Castelbuono. Gambino, pallone ripreso da Pennisi. Mané, l'apertura di Cabrera ancora per Manuel Mané. Cabrera inganna Monaco, si ferma, nuovo servizio per Mané. Marrone, lancio profondo a cercare Billetta, tutto bloccato da Crisafolli.
Di testa Iker Gonzalez, Villetta, Cabrera non può passare con la presenza di Corda che allarga a cercare Ferdinando Maniscalchi. C'è la gestione da parte sua, c'è il tiro largo. Dal fondo, con calma, la super giovane Castelbuono, che vuole allontanarsi da questa zona playout che si fa vicina meno con il gol di Cabrera. Lancio lungo verso Maltese che è rimasto in campo. Adesso capiremo di più. Cabrera, viene chiesto il tiro da parte sua, Crisafulli. In angolo no. L'azione è viva, Villetta, secondo palo. Se Crisafulli il pallone era diretto verso Ronde. Iker Gonzalez rischia assai, non ha visto più il pallone. C'era Monaco. È uscito Mazzola al posto di Iker Gonzalez, non Maltese come avevamo detto poco fa. Infatti qui va ad attaccare la profondità, viene trattenuto, ma è lui a commettere fallo secondo l'arbitro. Iker Gonzalez si prende la deviazione. Maltese, Villetta subito da Cabrera. Fazio a vuoto, Villetta porta palla il Lascari con Corda. Ferdinando Maniscalchi lo insegue Marrone fino alla fine. Maniscalchi fino in fondo, ci riesce, si accentra anche, poi finisce giù. Il pallone è uscito, se la stava per fare il classe 98. Anche lui ha fatto parte del gruppo grande di infortunati di inizio stagione in casa Lascari. Lungo infortunio, l'ha subito la scorsa stagione. Doveva giocare con la maglia dell'Aspra, sempre in eccellenza, ma si è fatto male in un amichevole, la prima precampionato a Piana degli Albanesi. Manè, Marrone, super giovane che ha avuto 2 chance per chiuderla, o almeno per portarsi sul 2-0, prima con Prestianni nel primo tempo
po' di minuti fa con Ginelle Ronde. Adesso si potrebbe parlare di partita chiusa con un gol in più. È arrivato il dato spettatori, sono 293 i presenti qui al Failla. Di testa Pennisi, Ronde fermato da Macaluso, fallo. Partita che non ha avuto ritmi abbastanza intensi a livello di gioco, più a livello di nervi. Qui Mané ha provato il tacco all'interno dell'area su servizio di Cabrera, che ha battuto la punizione. Doppio colpo di testa, c'è il fallo, nuova punizione. Stavolta qui Mendia chiude fuori. Passaggio un po' forte per Crisafulli, attaccato da Ronde. Qui sbaglia il tacco Varvarà, la riprende la super giovane Marrone. Cabrera, profondo, fuori gioco per Prestiani. I tifosi giustamente chiedono il fallo da rigore, ma c'è stata la segnalazione del guardalinee. Cabrera, spazio sulla tre quarti per la super giovane, calcia Cabrera, ha sfiorato il palo. C'era Villetta largo a destra, da solo. Cabrera poi sembra avergli detto di preferire un inserimento piuttosto che avere largo il compagno. Lancio per Monaco, che gestisce con il petto, vuole alzarsela, anche se non è molto consigliato il recupero di Iker Gonzalez. Villetta poi subisce un colpo, tutto ok secondo la paia di Enna. Fazio lamenta la trattenuta, poi il contrasto con Maltese. Parole pesanti di Maltese, pardon, di Pennisi, anzi di Maltese, giusto? Soltanto che Maltese ha la 9 sulle spalle ma ha il numero 6 sui pantaloncini, quindi per questo è nata la confusione. Ammonito Villetta per proteste. Fazio, punizione fuori, anche se poteva essere in qualche modo insidioso quel pallone. 20 alla fine, super giovane sempre avanti 1-0.
il gol di Cabrera al 31esimo, l'Ascari sempre in 10 dal 29esimo per l'espulsione di Palazzo, super giovane che per chiuderla ha avuto 3 chance con Prestiani, Ronde e Cabrera. Proprio per quest'ultimo è indirizzato questo pallone, solo che va a finire al portiere. Il servizio verticale di Prestiani, qui Billetta, insiste Varvarà, Gambino, Mane, la gestisce sempre lui, facendo correre a vuoto Gambino. Pallone allargato da Ronde, fuori gioco. L'assistente era abbastanza in linea. Tacco di Cabrera. E arriva anche qualche applauso. L'anno scorso qui a Castelbuono era Darling Suarez che offriva queste giocate, poi è passato alla San Cataldese in Serie D. Quest'anno sembra essere Marc Cabrera. Far luccicare gli occhi ai tifosi della Super Giovane. Ancora il lancio lungo del boliviano verso Ronde. La sua maglietta è stata un po' trattenuta da arena. Nel momento della corsa qui il servizio di Morana non passa però più di tanto il pallone. Ancora Cabrera, la prende un po' male. Corda. Fuori. Secondo cambio nell'Ascari. Esce Ferdinando Maniscalchi. Per lui qualche fischio è arrivato dagli spalti. Al suo posto è entrato Ventura. Cabrera dal limite allarga, cross in mezzo con la segnalazione di fuorigioco. L'arbitro nota dopo la bandierina alzata. Ci ha provato Ventura, un nuovo entrato a portare palla, lui che è un difensore. Cabrera con il movimento del corpo si aiuta, cerca Ronde in profondità, pallone mantenuto lì da Macaluso, si prende il fallo. Morana era finito giù per qualche secondo, ha cercato qualche spiegazione, ma non c'è stato nulla. Rimpallo favorevole alla super giovane Castelbuono. Marrone continua perché si vuole prendere il vantaggio, poi si va a scontrare con Gambino, c'è il cartellino giallo per l'ex Piana, poi un colpo con la fronte praticamente a un giocatore della super giovane che finisce a terra. Gesto molto brutto di Gambino, che adesso viene allontanato e adesso se la va a prendere con Mané, che cerca spiegazioni, cerca la difesa di Cabrera. È stato lui a essere la vittima, poi trattenuta per i capelli di Morana su Cabrera da dietro alle sue spalle, e qui la partita veramente diventa brutta. Cabrera viene attaccato per la seconda volta, si rialza il boliviano, incredibile. Cabrera ha subito 2 situazioni negative sul suo conto, una trattenuta per i capelli da dietro e un colpo di fronte
praticamente sulla sua fronte, si va a prendere il cartellino giallo. Incredibile. Billetta batte subito la punizione, si ritorna sul campo, anche se con animi differenti. Qui grande scivolata di Billetta a chiudere. Manca un quarto d'ora alla fine. Monaco spazza via Billetta, tratta abbastanza bene, attaccato Gambino da Arena, interviene l'arbitro che manda subito via Arena per far continuare le proteste. La punizione per la super giovane Castelbuono. Pennisi si accorge dopo un centesimo di secondo di aver sbagliato il lancio. Infatti finisce subito su Crisafulli. Prestianni, evita Corda, Mendia, poi Corda si va a prendere la rimessa laterale. Pallone profondo verso Fazio, l'anticipo di Pennisi sale sempre di più l'Ascari Cefalù, che nonostante tutto ha soltanto un gol da recuperare per almeno agguantare il pareggio, anche se la super giovane ha rischiato per ben 3 volte di fare il 2-0. Occhio al pallone in area, si prova a girare Gambino, la va a riprendere Corda fino in fondo. Marrone, mano sulla schiena di Corda, c'è il fallo dell'ex Marsala e punizione. Tempo per la punizione in questi casi. Ora Cabrera, destro-sinistro, riesce a passarla ma non arriva Billetta. Si prende comunque la punizione il Castelbuono. La battuta della punizione verso Gambino, il pallone. Ronde, arriva Monaco. La fascia. C'è Gambino, girata contro Ronde, riesce a passarla, ancora Monaco. Buono l'aggancio, deve metterla giù. Non ci riesce totalmente. Allora Cabrera. Prestianni. Destro-sinistro, anche da parte di Fabian Mendia. E con più calma da Marrone il Castelbuono. Gambino la lascia passare, Billetta in mezzo, dietro, Cabrera! Il gol della super giovane. Eccolo qui, il raddoppio, la chiude il protagonista di oggi, Marc Cabrera, 2-0. Ha avuto la chance per chiuderla. Adesso si prende tutto ciò che ha cercato con il raddoppio.
2-0. Non dobbiamo fermare. Dobbiamo continuare. C'è una vita ancora. Adesso. Della super giovane Castelbuono. Si prova il tiro da centrocampo. Allora, c'è una 6 metri e mezzo di fuori. 6 metri e mezzo. Luca, dai! Ascari Cefalù che ha meno possibilità di replicare, perché adesso le squadre si allargano. Anche sempre Marc Cabrera, c'è il passaggio per Maltese, si accentra, fallo, punizione dal limite, ammonito Macaluso. Eravamo letteralmente al confine con l'area di rigore. Nel frattempo Vittorietti prepara un cambio, lato super giovane. Al limite dell'area si prendono le distanze e qui avvicinare il pallone verso la porta diventa anche complicato, perché si entra praticamente in area. Il fallo non è stato in area. Ci sono un sacco di fischi da parte della curva del Failla, presumibilmente verso la direzione arbitrale. 4 in barriera per il Lascari, anche se c'è un cambio pronto per parte. Si va adesso e invece no, punizione. La battuta alta di Maltese. Adesso si può andare con il cambio. Esce Morana. Al suo posto entra Cangelosi. Nella super giovane esce Prestianni, grande partita da parte sua. Al suo posto è entrato Camarà. Dai Luca! Gambino con la suola la gestisce, la riprende Cabrera, un po' troppo lunga per Billetta, chiude. Arena rimane in campo, è praticamente un passaggio per Iker Gonzalez dietro da Campodonico. Adesso Mané, lancio lungo, Ronde, posizione regolare, va verso la profondità, trattenuta di Barbara, tutto ok, senza successo, pallone profondo verso Maltese, non ce la fa a prenderlo.
Cangelosi mette giù. Il palazzo solo due perché è stato il rosso diretto. Mané continua a giocare lui. Mancano 2 minuti e mezzo alla fine. Cabrera, lancio lungo verso Ronde, esce Crisafulli con Camarà che è andato ad attaccare. Monaco, il pallone rimane in mezzo, lo riprende Villetta, si scontra con Monaco, c'è il fallo secondo l'arbitro. Si va con altri cambi. Esce Varvara, al suo posto Mineo. Ma prima esce Cabrera, standing ovation per lui. Al suo posto Cotugno. Punizione super giovane. Manca 1 minuto al 90°. Mancino alto. E nuovo cambio. Stavolta per la super giovane, che adesso gioca che anche con il tempo. Esce Marrone, dentro Presti Giovanni. Pressione alta della super giovane in questo finale. Intanto c'è un secondo pallone in campo verso la zona sotto la curva del Failla, gioco che però continua dall'altro lato. Gira palla il Lascari, Cangelosi, largo, c'è l'aggancio di Mineo, ma anche il recupero della super giovane con Iker Gonzalez. Il rilancio di Pennisi, adesso forse ci si accorgerà del secondo pallone in campo. Qui Cotugno in fuorigioco e infatti l'arbitro indica di allontanare quel pallone in più. Fallo di Cotugno. Siamo dentro il tempo di recupero di questa sfida tra super giovane e Lascari. Insiste Gambino, non vince il rimpallo. Allora Iker Gonzalez verso Ronde. Arena lo ferma. Super giovane verso la propria terza vittoria in questo campionato, la terza in casa. L'ultima contro il Marineo, sempre per 2-0 lo scorso 13 ottobre. Sono tornati anche i gol.
segnati entrambi da Marc Cabrera. Oggi Billetta, alto. Ascari invece che torna a perdere dopo aver collezionato un punto settimana scorsa contro il San Giorgio Piana. Da terra Macaluso tra gli ultimi a resistere, però c'è il recupero di Cotugno. 3 contro 2, Cotugno stava per vincere il rimpallo. Arena, ci ha pensato lui. Mineo, tra i nuovi entrati di questo secondo tempo, Mané resiste contro Fazio, si prende anche il fallo. Laggiù Hai combinato una partita, il secondo gol era Ferruggio Bonetti, hai combinato un maciaio. nel prossimo weekend Super Giovane che avrà una sfida molto difficile in casa del Gela